Sì, è stata una remontada a tutti gli effetti, però non è bastato uno 0,8% di differenza tra noi e loro, però alla fine conta quel voto in più che fa governare il centrosinistra. Credo che in questo momento Vicenza purtroppo è divisa in due, su due visioni di città diverse, però dovremo essere noi responsabili anche come opposizione e sicuramente determinati nel far valere quei volere dei cittadini che insomma è stato dichiarato con il 50% dei voti. È importante il collegamento col governo romano, col governo regionale. Vicenza cambia colore e questo starà anche a noi portare a casa risorse che saranno importanti per la città, perché prima sarà una posizione responsabile e costruttiva. Io ho bisogno di portare a casa il PNRR per la città come avevo promesso, lo farò dai banchi dell'opposizione con tutti i miei colleghi e sosterremo questo. Spero che non ci siano ripensamenti sul PNRR, ma non credo. Spero di essere ricordato come sindaco intanto che ha curato la sua comunità durante una pandemia difficile mondiale, come presidente della provincia per i lavori fatti e credo che i risultati poi in concreto si vedranno come sempre in un secondo mandato, quindi vigileremo affinché queste opere vengano realizzate. Ho trovato tutti contro, direi una grande coalizione, un po' come fecero a Padova qualche anno fa, tutti contro il candidato sindaco di centrodestra, dalla sinistra radicale, passando per i 5 Stelle fino ai democristiani, ai civici, finti civici, però insomma i dati sono questi, poi alla fine contano il numero, basta un voto in più e questa è la dimostrazione che con pochi voti in più si vince e si governa, quindi adesso sta a loro governare, io mi dedicherò di più alla famiglia e al mio lavoro, non mancherò sui banchi dell'opposizione perché è giusto vigilare che venga fatto tutto nel rispetto di ciò che abbiamo già messo in piedi e che abbiamo messo a terra.